Oltre 1 metro di sabbia dinanzi all'ingresso principale e la non consapevolezza di quanto potesse essere accaduto all'interno. Il gestore di uno dei locali lungo il litorale di San Michele di Pagana a Rapallo racconta l'esperienza vissuta in occasione della mareggiata di fine ottobre. Solo al momento che apri la saracinesca ti rendi conto e ci siamo trovati praticamente un 10-20 centimetri di acqua, il legno gonfio, i frigoriferi che sono partiti. E la prima cosa che fai è che ti viene da piangere, quello è normale. Allo scoraggiamento iniziale ha avuto la meglio il desiderio di rialzarsi, trovando una soluzione alternativa anche per la vicina gastronomia, sempre di proprietà degli stessi titolari, che non riaprirà entro l'estate. Ci stiamo organizzando, prendendo un altro fondo diciamo, non proprio sulla spiaggia ma dietro, e dove faremo la nostra cucina e una vendita di gastronomia per poter anche dare a Wine Art tutti i nostri piatti tipici liguri. I primi ad incoraggiare i gestori sono stati proprio i clienti, gli abitanti di San Michele di Pagana, il parroco, un'ondata di solidarietà più forte anche della mareggiata. Molti clienti sono venuti a consolarci, sono venuti a dire: ragazzi, volevo essere il primo a bere il caffè da te. E dico la verità, ha fatto molto piacere, perché poi secondo me il fattore umano fa tanto. A distanza di oltre 40 giorni dall'evento calamitoso, uno dei locali danneggiati dalla furia del mare è ripartito. Abbiamo già iniziato con la pentolaccia, i giochi per i bimbi, insomma stiamo cercando di, diciamo tra virgolette, come se non fosse successo niente. Nel buio della notte, in una baia incantevole incastonata tra Santa Margherita Ligure e Rapallo, è tornata a brillare una luce. Forse ci hanno scambiato per un faro, perché praticamente San Michele fino a qualche giorno fa era completamente buio, e accendere una lucina voleva dire: beh, comunque lì comunque c'è ancora viva, c'è qualcuno ancora che ha voglia di fare. Cioè abbiamo acceso, secondo me, la luce della speranza.